Quest'anno ricorrono i 500 anni degli affreschi del Monte di Pietà, 1524-2024. Ci è sembrato doveroso fermarci anche per recuperare un po' di storia, un po' di ricordi, anche un po' di aneddoti, ma soprattutto per celebrare questa ricorrenza dando valore a questo edificio che per 300 anni è stato un Monte di Pietà e per 200 anni un locale di accoglienza, ora albergo e dall'inizio antica locanda. E quindi c'è una voglia e una possibilità anche di farlo con uno stretto legame con il territorio, mantenendo vivo questo rapporto con la comunità e questa disponibilità, questo spirito di servizio che era dei battuti quando hanno creato il Monte di Pietà e oggi è classico di ogni albergatore che presta il servizio nei confronti di coloro che ospiti arrivano in città. Un legame stretto e anche oggi un forte senso di responsabilità perché 500 anni di affreschi vanno sicuramente preservati, tutelati e valorizzati perché in un patrimonio UNESCO come il nostro ciò che è importante è garantire che siano a disposizione per i prossimi 500 anni di coloro che verranno. Si può dire che da un certo punto di vista lei potrebbe essere un po' considerato come detentore di un pezzo di storia della città, si sente in questo ruolo? Ma credo che lo siamo tutti nel nostro piccolo, ogni giorno scriviamo una pagina di questo libro della storia della città e lo facciamo credo tutti con grande entusiasmo, grande disponibilità. Quella dell'albergatore è una vocazione, ma di per sé è proprio nel DNA dell'albergo guardare a ciò che sta a fianco. Un albergo è bello se è bella la via nel quale si trova, se è bella la piazza nella quale si trova, se i locali e i negozi lungo il quale si trova questo albergo sono belli, sono bella la città, sono belli i dintorni. Allora io credo che sia fondamentale per chi fa questo tipo di attività farlo con questo spirito di attenzione alla comunità, di attenzione al pubblico.